in collaborazione con Gruppo ENA. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. È necessario programmare, promuovere, combattere per rendere sempre più appetibili e fruibili la nostra terra e i nostri imprenditori. È fondamentale a tal proposito che le imprese, in particolare quelle artigiane, mettano a disposizione del turista non solo la più alta gamma di prodotti e sensazioni, ma se stesse. Sono parole di Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Sardegna, in occasione del tradizionale report dell'Ufficio Studi sulla situazione turistica regionale nel cuore dell'estate, che anche nel 2025 si conferma sempre più forte, ed il numero uno dell'associazione parla di un triplo brand di successo, Sardegna Turismo Artigianato, che deve fungere da propulsore anche per la nascita di nuove imprese artigiane. Nel dettaglio sono infatti 5.941 le attività artigiane operanti in settori di attività interessati dalla domanda turistica, che già nello scorso anno, tra giugno e settembre, hanno soddisfatto le richieste di oltre 12 milioni di visitatori. Quindi una su 6 delle circa 34.000 imprese artigiane della Sardegna, equivalente al 17,5% di quelle registrate presso le Camere di Commercio, è coinvolta direttamente e con l'indotto nel mercato turistico regionale. Il valore aggiunto della filiera e del turismo in Sardegna è di 994 milioni di euro e rappresenta il 3,1% del prodotto interno lordo regionale. Queste imprese si occupano di attività legate alle vacanze e allo svago, dall'agroalimentare ai servizi turistici, dalla cura della persona alle attività ricreative, culturali e dell'intrattenimento, dai bar, caffè e pasticcerie alla somministrazione di alimenti e bevande per arrivare ai trasporti, gestione di strutture ricettive e sportive, ma anche produzione e vendita di monili, artigianato artistico, abbigliamento e calzature. L'analisi è stata realizzata dall'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna sui dati di Istat, Union Camere e Infocamere, Ministero del Lavoro degli ultimi 2 anni, sul turismo e sull'artigianato interessato alle attività connesse. Grazie al trend positivo del turismo, per queste realtà produttive cresce la domanda di beni e servizi generata dalle centinaia di migliaia di arrivi e dai milioni di presenze, con l'auspicio per quest'estate che si riconfermino le buone performance delle presenze turistiche dello scorso anno. La ricerca ha anche esaminato i dati Istat sul movimento dei clienti per esercizi ricettivi, evidenziando che nei mesi estivi da giugno a settembre 2024 sull'isola si sono raggiunte
oltre 12 milioni di presenze, il 77,9% di quelle registrate complessivamente durante tutto l'anno. Si tratta del 7,5% di presenze in più rispetto allo stesso periodo estivo del 2023. Una crescita trainata dalla componente straniera, 47,3% delle presenze totali. La metà proveniente da Germania, Francia, Svizzera, Regno Unito e Paesi Bassi, i cui pernottamenti salgono del 12% nell'estate 2024 rispetto a quella precedente, mentre quella domestica, quella italiana, segna un più 3,6%. I primi 5 comuni sardi per maggior numero di presenze straniere sono Alghero, Arzachena, Olbia, Budoni e Palau. Dall'analisi dei dati di Banca Italia sul turismo internazionale è stato rilevato inoltre che sull'isola la spesa dei turisti stranieri, che nel 2024 ha raggiunto un ammontare di 1 miliardo e 849 milioni, il 4,55% del prodotto interno lordo, nel 65,5% dei casi viene sostenuta dai 3 mesi estivi, da luglio a settembre. Ulteriori dati di Unioncamere, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sistema Informativo Excelsior, relativi alla domanda di lavoro delle imprese, evidenziano invece che per l'estate in corso, nei 3 mesi estivi, giugno, luglio e agosto, le imprese con dipendenti della Sardegna dei servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici hanno previsto 25.640 nuove entrate, pari al 46,1% delle 55.000 previste dalle imprese di tutti i settori. Rispetto allo stesso periodo del 2024, il trend risulta assolutamente crescente, con 2.860 ingressi preventivati in più 12,6%. Il turismo, come è noto, rappresenta uno dei più importanti pilastri della domanda interna, conclude il presidente Giacomo Meloni, soprattutto per la nostra regione. Domanda che oggi più di ieri deve essere sostenuta e tutelata anche per contrastare le conseguenze dei dazi che indeboliranno la domanda, e sul versante dell'offerta in Sardegna le imprese artigiane, pari al 17,5% dell'artigianato totale, per un valore che la posiziona al 4° posto nella classifica nazionale, dando lavoro a 15.289 addetti. In chiave settoriale, il comparto principale del turismo in Sardegna è l'agroalimentare, che conta 1.381 imprese, il 23,2% delle imprese artigiane del settore, e produce cibo e bevande, prodotti per cui siamo famosi presso i turisti stranieri e la cui qualità permette al nostro paese di primeggiare per numero di prodotti agroalimentari e bevande alcoliche a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione Europea. Seguono le 1.283 imprese delle altre attività manifatturiere e dei servizi, che rappresentano il 21,6% e comprendono importanti attività dell'artigianato, quali la produzione di gioielleria e bigiotteria, ceramica, vetro e cornici, la lavorazione artistica del marmo, ferro, rame e altri metalli, la fotografia, i servizi alle persone, come ad esempio i centri benessere e palestre, ma anche i servizi per animali domestici, mentre sono 1.422 i ristoranti e le pizzerie, che rappresentano il 23,9%, 435 i bar, caffè e pasticcerie, che rappresentano il 7,3%. Insieme si tratta di 1.857 imprese e del 31,3% del settore. Queste attività mettono a disposizione dei turisti i prodotti di qualità del comparto agroalimentare, contribuendo all'ospitalità. Sono invece 889 le imprese del trasporto persona, che rappresentano il 15%, che integrano l'offerta dello spostamento dei turisti pubblica. A seguire le 465 imprese di abbigliamento e calzature, che contribuiscono al successo sardo nel mondo della moda, che è tra i comparti più rappresentativi all'estero del Made in Italy e dello stile italiano.
Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Ogni possibilità conta. Scegli il vero ibrido Toyota. Gruppo ENE. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
Dopo anni dall'approvazione dell'ultimo piano regionale dei trasporti, la Sardegna volta finalmente pagina con l'approvazione del nuovo piano, uno strumento che dovrebbe definire nei prossimi 10-15 anni obiettivi, azioni e scelte strutturali per rendere più moderna, sostenibile e interconnessa la mobilità dell'isola. Secondo la Presidente Todde, che lo ha annunciato nel fine settimana, si tratta di un passo atteso da troppo tempo che finalmente pone fine a un vuoto di programmazione strategica che ha limitato la capacità di costruire una rete dei trasporti all'altezza dei bisogni delle persone e dello sviluppo economico della Sardegna. Vediamo adesso cosa prevede il nuovo piano. Una rete ferroviaria più efficiente e moderna, integrata con linee automobilistiche ad alta capacità e collegamenti locali capillari, per garantire un servizio rapido e accessibile su tutto il territorio regionale. Una rete ferroviaria che colleghi l'unico capoluogo in Italia senza il treno, Nuoro, con il resto della rete ferroviaria nazionale e la costa orientale, attraverso la direttrice Nuoro-Olbia. Porti e aeroporti centrali nella strategia di accessibilità, pienamente interconnessi con il trasporto terrestre, per ridurre i tempi di percorrenza e offrire alternative concrete all'uso del mezzo privato sia ai cittadini che ai turisti. Sostenibilità come priorità assoluta, investimenti su mezzi sostenibili, decarbonizzazione del trasporto pubblico, tecnologie per la smart mobility, più sicurezza sulle strade e interventi mirati per ridurre l'incidentalità. Un piano per la logistica e il trasporto merci per superare le barriere dell'insularità, rendere le nostre imprese più competitive, creare collegamenti affidabili con i mercati nazionali e internazionali. Da oggi, ha dichiarato la Presidente, la Sardegna torna a progettare il proprio futuro con visione e concretezza. Con questo piano vogliamo costruire un sistema di trasporti moderno, efficiente ed equo. Vogliamo garantire ai cittadini sardi che la nostra regione può diventare più accessibile e interconnessa con l'Italia e l'Europa. Abbiamo deciso, insieme all'assessora dei trasporti, di avviare in tempi brevi un percorso di ascolto e confronto in tutti i territori. Illustreremo la nostra visione, raccoglieremo osservazioni e contributi e lavoreremo insieme alla stesura del documento definitivo. È una svolta che segna la fine di decenni di assenza di pianificazione strategica e apre la strada a un modello di mobilità sostenibile e competitivo, all'altezza delle sfide del nostro tempo. Perché, conclude la Presidente Todde, una Sardegna che si muove meglio è un'isola più giusta, innovativa, interconnessa e più vicina all'Italia e all'Europa. Nel frattempo, ad inizio mese, abbiamo registrato un passo in avanti verso la nuova continuità territoriale aerea. Il 1 agosto la Giunta regionale ha approvato lo schema di imposizione di oneri di servizio pubblico per le rotte aeree da e per la Sardegna, un provvedimento decisivo in vista della conferenza di servizio da cui scaturirà il nuovo decreto ministeriale e il conseguente bando per la continuità territoriale a partire dalla stagione estiva 2026. La conferenza di servizi, alla quale partecipano ENAC e il Ministero dei Trasporti, è stata convocata ieri dalla Presidente Alessandra Todde per accelerare l'iter di approvazione. Si tratta, ha sottolineato l'assessora dei trasporti Barbara Manca, frutto di un intenso lavoro durato 15 mesi e che ora arriva al suo ultimo miglio per ottenere importanti garanzie sul diritto alla mobilità dei cittadini sardi e per la connettività della Sardegna anche in chiave economica e sociale. Con questa delibera avviamo formalmente il percorso finale per superare le criticità del modello attuale, introducendo più voli a tariffe più basse, un servizio più regolare durante le fasce orarie della giornata, maggiori categorie di utenza alle quali il modello si rivolge.
Il nuovo percorso della continuità territoriale nasce da un lavoro di analisi giuridica, economica e trasportistica svolto tra il 2024 e il 2025 e dopo il confronto con Ministero, Ente Nazionale dell'Aviazione Civile e Commissione Europea. Vediamo adesso insieme le principali novità del nuovo schema di oneri di servizio pubblico per le rotte aeree da e per la Sardegna. L'incremento strutturale di frequenze e posti disponibili da e per Cagliari, Alghero e Olbia verso Roma, Fiumicino e Milano Linate. Maggiore articolazione degli orari su 4 fasce giornaliere in luogo delle 3 attuali, per garantire maggiormente il ritorno in giornata per motivi di lavoro, studio e salute. Tariffe sensibilmente ridotte per i residenti, che pagheranno circa 30 euro a tratta per Roma e 44 euro per Milano, al netto di IVA e tasse aeroportuali. Equiparazione ai residenti estesa ai lavoratori e militari con sede stabile in Sardegna, sportivi agonisti non professionisti, oltre a studenti universitari fino ai 27 anni, bambini e giovani dai 2 ai 21 anni, disabili e relativo accompagnatore e anziani sopra i 70 anni, già previsti anche nell'attuale modello. Inoltre sono state estese a tutto l'anno le tariffe massime per i non residenti che si spostano per lavoro in Sardegna e introdotte nuove categorie di utenza, quella dei residenti fuori della Sardegna che abbiano rapporti di parentela di primo, secondo e terzo grado con soggetti residenti in Sardegna. Chi usufruisce di congedo straordinario ai sensi della legge 104/92 per assistere un parente residente in Sardegna e chi svolge il ruolo di tutore nei confronti di un soggetto residente nell'isola. Tutte queste categorie pagheranno una tariffa maggiorata del 30% rispetto a quella applicata ai residenti. Il progetto è stato presentato nei dettagli alla Commissione Europea che, dopo approfondito confronto, non ha sollevato obiezioni sui pilastri del futuro servizio, salvo sulla tariffa massima generalizzata, sospesa in via prudenziale in attesa di ulteriori interlocuzioni con il Governo, che nel frattempo ha formalizzato con opportuni emendamenti in sede di conferenza Stato-Regioni nell'ambito della discussione del decreto legge infrastrutture, recentemente convertito in legge ed ha previsto una limitazione delle categorie alle quali applicare un tetto alla tariffa per i voli aerei. Con l'approvazione dello schema, la Regione prenderà parte alla conferenza di servizio, primo passo formale per la stesura del decreto ministeriale, cui seguirà la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e l'indicazione della gara. Il nostro obiettivo, ha precisato l'assessore regionale dei trasporti, resta quello che ci ha animato fin dall'inizio: offrire un servizio aereo stabile verso gli aeroporti di Fiumicino e Linate, sostenibile e realmente accessibile, capace di ridurre l'isolamento della Sardegna e favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale del nostro territorio. Ricordiamoci che ufficialmente il progetto di continuità territoriale non viene portato dalla Regione ma viene portato dal Ministero, quindi io spero di avere veramente una condivisione di quella che è la nostra proposta, perché il Ministero la faccia propria e quindi sia assieme a noi, al nostro fianco, per andare insomma a contrattare quello che è un diritto per la nostra cittadinanza. Ed eccoci in chiusura alla nota che l'ufficio stampa della Sogaer, la società che gestisce lo scalo di Cagliari, ha inviato alla nostra redazione con riferimento alle stime di traffico per la settimana di Ferragosto. Si prevedono circa 220.000 passeggeri in transito nello scalo del capoluogo, con 1.400 movimenti e 250.000 posti offerti. Sogaer sottolinea che da gennaio al 5 agosto 2025 lo scalo cagliaritano è stato scelto da oltre 3 milioni di passeggeri, per una crescita anno su anno del 2% circa. La performance è il frutto dei buoni risultati registrati in particolare per il più 7,5% registrato sulle rotte internazionali.
La Summer 2025 dell'aeroporto di Cagliari, che ha preso il via il 30 marzo e che in questi giorni è nel vivo della stagione, è caratterizzata da un'offerta complessiva superiore di circa il 7% rispetto alla Summer dello scorso anno, con oltre 1.400.000 posti offerti sui mercati internazionali, 109 collegamenti diretti, di cui 75 di linea, 31 nazionali e 44 internazionali e 34 charter operati da 39 compagnie aeree verso 25 paesi. Nessuno vive i propri sogni come te. Nessuno affronta la strada così, anche quando una strada non c'è. Nessuno sfida così intensamente i propri limiti. Nessuno ama così tanto la polvere. Nessuna è come S-Cross Hybrid. Suzuki S-Cross Hybrid. Next Level SUV. Gruppo ENE. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
Per l'angolo dei libri e della cultura questa settimana è protagonista Enrica Priolo, che ha scritto Intelligenza artificiale, dati e prassi aziendale, come coniugare diritti e business. Enrica è avvocato penalista, si interessa di intelligenza artificiale da 15 anni. Come ti sei appassionata a questo tipo di discorso? Allora, al discorso in generale digitale mi sono appassionata per via di un processo in cui avevo capito che mi mancava un linguaggio, che era quello informatico, quindi da lì ho proprio mosso i primi passi, ho cercato di specializzarmi, di studiare molto e ho iniziato con dei corsi di Legal Tech dove ho imparato a scrivere Python, quindi a scrivere codice. Ho imparato piano piano a confrontarmi con gli informatici, era fondamentale perché certi processi che mettevano l'avvocato davanti a nuove sfide richiedevano proprio questo, cioè certi reati informatici si integrano per il solo fatto, ad esempio, del semplice download o di condotte che comunque fino a quel momento noi giuristi avevamo anche difficoltà, no? Un po' a trattare e anche ad accertare durante il processo, quindi da lì mi si è aperto veramente un mondo. Diciamo che poi l'intelligenza artificiale è stata una delle cose del digitale che ho coltivato, ma se devo trovare un momento in cui ho iniziato, sì, è stato lì, quando ho iniziato a informarmi e studiare il linguaggio che non era un mio. Noi parliamo spesso di intelligenza artificiale, almeno da un paio d'anni, nel corso delle nostre trasmissioni. Ci diceva 3 settimane fa il rettore dell'Università di Cagliari che loro, l'intelligenza artificiale, si interessano da oltre 20 anni. E oggi abbiamo scoperto questo nuovo passaggio. Ma in intelligenza artificiale, dati e prassi aziendale, nelle sue 155 pagine cosa si racconta? Racconto che qualunque strumento tecnologico o meno, comunque qualunque strumento umano deve rimanere uno strumento. Quindi racconto di come oggi le aziende possano, certamente debbano usare anche l'intelligenza artificiale, ma vorrei offrire un angolo visuale, non tanto colto, non lo intendo in termini snobistici, lo intendo proprio in termini di responsabilizzazione dell'impresa e dell'imprenditore, cioè siate un po' illuminati, non applicate, non usate i sistemi così sofisticati e così anche pericolosi senza sapere che quello che voi fate può impattare non solo sul mercato ma sulla società civile, quindi spingo molto sui diritti umani, sui diritti fondamentali, cerco di offrire un angolo visuale giuridico a chi giurista non è e magari non ha neanche voglia di studiarlo il diritto. E ho visto che lo fai anche a carattere internazionale perché parli dell'avvento dell'intelligenza artificiale in Europa. Assolutamente, l'intelligenza artificiale, che non è roba di ieri né dell'altro ieri a dire il vero, è, come scrivo nel libro, in fondo come tutte le tecnologie è roba da umani, quindi studiarla è la cosa che più mi sento di dire a chiunque oggi si voglia mettere in casa un sistema di IA. Studiare e capire che cosa si sta facendo e non digerire o ingurgitare in modo acritico quello che sta capitando, anche perché l'intelligenza artificiale generativa degli ultimi 2 anni, pensiamo a ChatGPT, ha stravolto il modo davvero anche di renderci attenti alle cose. Io noto molta pigrizia anche, no? Si chiede a ChatGPT quasi fosse un motore di ricerca la soluzione del momento, non è così. Non è così che si deve procedere, è qualcosa di molto più profondo, di molto complesso. Ancora certi esperti e specialisti discutono sulla definizione da dare all'intelligenza artificiale, quindi io consiglio molta umiltà, piedi per terra e molta curiosità. Allora sì, può diventare uno strumento molto utile, ma sempre rispettoso della società e dei diritti. Una domanda che faccio sempre agli autori: com'è stato l'incontro con l'editore Cross? Allora, l'editore mi ha contattato su LinkedIn. A dire il vero, io sono rimasta molto lusingata e colpita, mi ha chiesto se avessi interesse a scrivere qualcosa sull'intelligenza artificiale e io dissi subito sì, ma mamma mia, perché è un mare magnum. E allora ho provato a informarmi, intanto ho visto che cosa pubblicavano loro, allora ho trovato questo spazio, questo cuneo che secondo me poteva essere utile proprio alle imprese, cioè ho detto: io scrivere di diritto, quando ci sono grandissimi giuristi in Italia che ne parlano, fortissime università che producono pubblicazioni di altissimo livello, io do il mio punto di vista, io sono una consulente che fa questo da diversi anni, vedo un po' se riesco a offrire a chi ogni giorno mi dice che trova difficoltà qualcosa di utile per lui, da vivere proprio nel quotidiano della vita aziendale, che è complessa perché gli imprenditori oggi sono sommersi di normative obbligatorie.
e che sono tutte tra l'altro stratificate. Io nel libro infatti faccio una sorta di setaccio di paragone, di parallelismo tra il decreto NIS2, ad esempio la direttiva NIS2 con i decreti attuativi, l'intelligenza artificiale, la sua legge europea, quindi regolamento, e anche ovviamente GDPR, quindi regolamento sulla protezione dei dati personali. Perché? Perché hanno tutti un minimo comune denominatore, che sono appunto i diritti fondamentali. Una cosa su cui batto molto è basta con questa diatriba tra regolazione e innovazione. Possono certamente andare a braccetto, anzi devono proseguire in una strada insieme. Non possiamo avere l'una e non l'altra, e non possiamo intendere l'innovazione come frenata dalla regolazione. Noi senza la regolazione europea saremmo molto in difficoltà. Vi assicuro che avremmo diritti importanti, addirittura umani, calpestati. Dal tuo studio, dal tuo approfondimento, l'Italia come si è posizionata a livello internazionale nell'approccio all'intelligenza artificiale? Potrebbe fare molto meglio, ovviamente fa, però potrebbe fare molto meglio. Ecco, in questo forse sono un po' più critica, nel senso che l'intelligenza artificiale, per come sta galoppando oggi, avrebbe bisogno di molti più investimenti mirati, ad esempio nelle imprese stesse. La prima cosa su cui io investirei è la formazione, perché i dipendenti la usano, la strausano, a volte il datore di lavoro neanche lo sa. Quindi dal piccolo artigiano al grande imprenditore è un passaggio, quello con questa nuova metodologia, che non può essere messo da parte. No, anzi, deve essere visto, come dico anche nel mio libro, come un asset strategico aziendale. Quindi devi proprio investirci mente, decisione, quindi il potere decisorio dell'imprenditore è proprio lì. Fare anche no alla Olivetti, io mi ricordo sempre, faccio sempre l'esempio di Olivetti, non è sufficiente, non è, come dire, necessario fare solo profitto, puoi fare anche altro quando fai impresa. Io questo dico nel mio libro. Ti do anche degli spunti, fornisco una sorta di canovaccio con cui tu puoi scrivere la tua compliance interna, quindi ti do qualche strumento proprio pratico per metterti tu alla prova, per capire che imprenditore sei. Questo è importante, capire chi si è nel mercato. Perché altrimenti facciamo come quelle grandi big tech che già negli anni passati ci hanno come dire, captato i dati a più non posso, hanno fatto man bassa, e noi la battaglia con i dati l'abbiamo persa. Oggi siamo agli inizi della regolazione dell'intelligenza artificiale, quindi io consiglio non facciamo lo stesso errore. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Toyota Aygo Cross, il crossover compatto che conquista la città in tutta agilità. Resta connesso al tuo stile con Toyota Aygo Cross. Gruppo ENE. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità.
ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Nei giorni delle grandi incertezze per l'evolversi della situazione internazionale legata all'aumento dei dazi e agli umori quotidianamente mutevoli di Donald Trump, c'è chi continua a scommettere sul futuro economico della Sardegna. Il gruppo Grandi raddoppia il proprio potenziale operativo sul mercato internazionale da e per la nostra regione nel campo del trasporto marittimo e della logistica. Con un'operazione industriale strategica nei giorni scorsi ha rafforzato il posizionamento e la crescita del volume di affari consolidato. Il gruppo guidato dalla famiglia Musso, Linee Marittime Sardegna, con proprie navi e terminal portuali in concessione a Marina di Carrara, Olbia e Cagliari, deterrà il 70% di Dario Perioli SpA, mentre il 30% rimarrà a Michele Giromini, che manterrà anche l'incarico di amministratore delegato. L'obiettivo è un gruppo logistico da 150 milioni di euro di fatturato, 350 dipendenti e 320 anni di storia e competenze. Grandi, dopo la costante crescita organica degli ultimi anni, che ha portato nello scorso anno ad un fatturato consolidato di circa 118 milioni di euro, con un più 20% rispetto all'anno 2023. Prosegue lo sviluppo delle sue attività di logistica integrata con l'ingresso nel 70% del capitale della Perioli, operatore con servizi specializzati, complementari, con particolare attenzione ai collegamenti merci con l'Algeria e il Nord Africa. Un'operazione che pone le basi per la creazione di un gruppo logistico italiano competitivo a livello europeo, rafforzando la posizione nei traffici del Mediterraneo e sostenendo il ruolo strategico dell'Italia e della Sardegna nei corridoi logistici internazionali. Il closing è avvenuto 7 giorni fa, dopo alcuni mesi di negoziazione tra Grandi Trasporti Marittimi da una parte e i soci usciti dalla compagine sociale Sarfina SRL, Finanziaria GB e Fingino dall'altra. Dario Perioli SpA, fondata nel 1908 alla Spezia con un fatturato di 30 milioni di euro, vanta oggi 600 clienti e circa 100 dipendenti ed una gamma di servizi che affiancano il trasporto marittimo per Francia, Spagna, Algeria, Marocco e Tunisia. L'integrazione tra Grandi e Perioli dà vita a una piattaforma operativa italiana capace di presidiare in modo efficiente e sostenibile i flussi commerciali tra Europa e Nord Africa, grazie a una rete di servizi intermodali, terminali portuali, collegamenti marittimi e competenze doganali integrate. Un'integrazione che si inserisce naturalmente in un contesto politico ed economico sempre più favorevole, rafforzato dal recente Summit Italia-Algeria del 23 luglio e dalle direttrici del piano Mattei che puntano a intensificare le connessioni logistiche tra le due sponde del Mediterraneo. La MDC Terminal del gruppo Dario Perioli, insieme al Terminal Grandi nella nostra isola, completano un modello di offerta integrato per la movimentazione delle merci tra Italia e Nord Africa e fanno di Marina di Carrara un hub per tutto il Mediterraneo per l'imbarco e sbarco di qualsiasi tipologia di merce in import ed export. La combinazione delle competenze e degli asset delle due realtà consentirà di ottimizzare rotte, ridurre tempi di transito e aumentare l'efficienza operativa, generando valore per clienti e partner lungo la catena logistica.
Viene inoltre valorizzata la complementarità dei servizi delle due realtà con sinergie industriali tangibili e immediate, ha spiegato Antonio Musso, amministratore delegato del gruppo Grendi. L'esperienza del gruppo Dario Perioli sul trasporto di merci tradizionali alla rinfusa. Bene si affianca al trasporto con container del gruppo Grendi, che oggi opera con una flotta di 4 navi. È un esempio di integrazione effettiva nel sistema portuale Marina di Carrara La Spezia, che mette insieme storia, prospettive e voglia di crescere e punta a una realtà da 150 milioni di euro di fatturato e circa 350 persone. Un'acquisizione che rappresenta un passo strategico nel percorso di crescita. Nel 2028 Grendi e Perioli celebreranno insieme 320 anni di storia, 200 anni di esperienza la prima e 120 la seconda, con un patrimonio di conoscenza del mercato che rappresenta una solida base per affrontare con efficacia le evoluzioni del settore, ha sottolineato Costanza Musso, amministratrice delegata del gruppo Grendi. Intendiamo valorizzare l'esperienza e la competenza sostenendo lo sviluppo e mantenendo la qualità e la flessibilità che le contraddistinguono. Questa operazione si inserisce nella nostra strategia che promuove modelli logistici più efficienti e ha ridotto impatto ambientale, grazie anche all'ottimizzazione delle reti distributive. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955, oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Accendi nuova Swift Hybrid. Cedi alle tentazioni. Muoviti con stile. Alza il volume delle emozioni. E non rinunciare a nulla. Guarda al futuro. E non fermarti mai. Nuova Suzuki Swift Hybrid. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia.
Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Valerio è uno dei luoghi iconici di una Sardegna straordinaria, la penisola del Sinis, i giganti di Monte Brama, le rovine di Tarros, insomma un posto dove è mozzafiato solo poterlo respirare, poterlo sentire. Il Cagliari viene presentato, l'organico di una squadra ancora da completare, alla guida di Fabio Pisacane, con una sensazione che è positiva e promette bene. Qual è l'umore, qual è la sensazione? Allora, prima di tutto noi l'abbiamo seguita in Serie B ed è stato un passaggio che ci ha lanciato con una ancora maggiore passione, e adesso abbiamo fatto praticamente 2 salvezze, no? Se non sbaglio. Quest'anno siamo molto fiduciosi, secondo me sarà un bel campionato, accompagniamo il Cagliari dappertutto, quando viene in continente noi ci siamo perché il Cagliari fa parte del nostro DNA. Bastiano, qualche numero, quanti siete e quanti sono i circoli? 70 circoli in 14 regioni e 46 province d'Italia, siamo, come ho detto prima, 30.000 iscritti e molti circoli hanno il Cagliari Club. Tra l'altro poi una cosa molto interessante è che ad esempio a Udine, a Monza e in altre città abbiamo anche i gemellaggi con club delle squadre di Serie A, di Serie B che giocavano col Cagliari e che giocano contro il Cagliari. Tra meno di 2 settimane, alle 18:30 di domenica 24 agosto, inizierà la nuova stagione agonistica del Cagliari con la gara d'esordio alla Domus contro la Fiorentina di Stefano Pioli e 6 giorni dopo, sabato 30, l'impegno al Maradona con i campioni d'Italia del Napoli. Quella guidata dal debuttante 39enne Fabio Pisacane è una squadra che sulla carta dovrà continuare a soffrire per raggiungere il traguardo della salvezza. Il mercato, con protagonista il nuovo direttore sportivo Guido Angelozzi, ha vissuto fasi alterne e contraddistinte dall'importante impegno economico di oltre 30 milioni per la conferma in rossoblù di Caprile, Adopo e Piccoli, dall'addio dei portieri Scerri e Schuffet, dei difensori Augello, Vietesca, Palomino, dei centrocampisti Marina e Macumbu, degli attaccanti Viola, Kingston e Coman. Le novità riguardano i giorni di centrocampo Foloruscio del Napoli, il centravanti Borrelli, svincolato dal Brescia, il 20enne attaccante turco Semir Kirsoy, che arriva dal Besiktas, il mediano Mazzitelli del Sassuolo. Per settimane ha fatto clamore il braccio di ferro con il Parma per il talentuoso Sebastiano Esposito, l'eterna promessa dell'Inter. Alla prova dei fatti sono rimasti per giorni sul mercato Zortea, che piace a Napoli, Bologna e Fiorentina, Piccoli, che interessa West Ham, Valencia, Atletico Madrid, Benfica e Como, Aubert, richiesto dagli scozzesi del Celtic e dai belgi dell'Anversa, e Zito Luvumbo, che ha mercato in Francia dal Tolosa al Rennes. All'orizzonte l'attesa di Comune e Regione per la presentazione del piano finanziario del presidente Giulini per la costruzione del nuovo stadio. Gli uomini di vertice del Ministero e della FIGC hanno partecipato al prologo dell'evento programmato con il Saint-Étienne in memoria di Gigi Riva, dicendosi fiduciosi nella definizione del progetto. Al momento sono disponibili 60 milioni, ne servono altri 140, altrimenti i lavori non partono. Per il presidente Giulini sono giorni di grandi riflessioni, con una cassa in sofferenza se il mercato non decolla. Nel frattempo, mentre continuiamo a rivivere con le immagini del nostro Nicola Firino la serata di Tarros per la presentazione ufficiale
Con la rosa ospite dello sponsor Giganti di Monteprama diamo un'occhiata alle previsioni dei bookmakers per la stagione 2025-2026. La situazione è migliore rispetto all'agosto di 12 mesi fa. Secondo le agenzie di scommesse, in pole position per il rischio retrocessione sono Verona, Cremonese e Pisa. Seguono Lecce, Genoa e Sassuolo, con il nostro Cagliari in settima posizione, ed è già una notizia incoraggiante. I tifosi hanno confermato nella campagna abbonamenti di avere grande fiducia dopo il clamoroso cambio della guardia in panchina e nel ruolo di direttore sportivo di fine campionato. Nicola e le sue strategie adottate per centrare l'obiettivo salvezza avevano deluso in termini di gioco e di emozioni. Troppe sconfitte in casa e un progetto improntato a guadagnare punti solo con le dirette concorrenti di fondo classifica. Il tecnico torinese è stato bravo sul mercato, indicando l'acquisto di Caprile, Luperto, Zortea, Dopo e Piccoli, elementi decisivi per centrare la conferma nel massimo campionato. Allo stesso tempo ha sacrificato giocatori giovani, patrimonio della società, come Prati e Gaetano. A fine stagione Giurini ha deciso di voltar pagina, affidando la squadra al tecnico della primavera Fabio Pisacane, una scelta che ha comportato la definitiva rottura con il direttore sportivo Nereo Bonato, che si ostinava nell'indicare l'ex tecnico del Torino Vanori per la successione di Nicola. Così è stato scelto il 70enne Guido Angelozzi, con contratto fino a giugno 2027. Vediamo insieme la sua scheda. Vanta una lunga esperienza nel mondo del calcio. Conclusa la carriera da calciatore, agli inizi degli anni 90 ha iniziato quella di dirigente. Direttore sportivo prima dell'Atletico Leonzio in C2, poi della Fidelisandria, dove resterà per 6 stagioni, di cui 5 in B. A seguire le esperienze con Reggiana, Catania, San Benedettese e Perugia. Nel 2005 approda a Lecce, con cui nella stagione 2007-2008 conquista la promozione in Serie A, grazie alla vittoria dei play-off. Nel 2010 Bari. Nel campionato cadetto 2013-2014 la squadra è tra le rivelazioni del torneo ed arriva ad un passo dalla finale play-off per la massima serie. Nell'estate 2014 si trasferisce allo Spezia, dove centra nuovamente i play-off, fermandosi ai quarti di finale. L'anno successivo passa al Sassuolo, di nuovo in Serie A, assumendo il ruolo di direttore dell'area tecnica. I neroverdi raggiungono un traguardo storico, il 6° posto in classifica, conquistato con 61 punti, vale la qualificazione ai preliminari di Europa League. Nell'estate 2018 ritorna allo Spezia come direttore generale, con l'incarico di dirigere e coordinare sotto il profilo tecnico e sportivo la società e la squadra. Dopo aver gettato le basi alla sua seconda stagione, ottiene una promozione storica in Serie A per il club ligure, che arriva nella massima serie per la prima volta. Nell'ottobre 2020 passa al Frosinone, dove apre un nuovo ciclo in cui brilla la promozione in Serie A della stagione 2022-2023, ottenuta con la vittoria nel campionato cadetto. Poi la retrocessione e la salvezza matematica di quest'anno per il fallimento del Brescia, che evita ai laziali lo spareggio con la Salernitana. È ovvio che per il navigato dirigente catanese quella di Cagliari è la ciliegina sulla torta di una lunga carriera alla periferia del grande calcio, con l'eccezione dell'esperienza al Sassuolo con gli Squinzi. Nell'analisi del suo lavoro in Sardegna di questi primi 40 giorni, soprattutto un'operazione ci ha lasciati perplessi: il trasferimento del capitano della nazionale rumena Razvan Marin e del leader del centrocampo Antoine Mancubu all'AEK Atene e ai turchi del Samsunspor, per un totale di 2,5 milioni per la coppia di centrocampisti. Si potrà osservare, ma avevano un ingaggio molto alto. Siamo alle conclusioni che non possono che essere indirizzate alla fiducia in un Cagliari giovane e sorprendente, come se lo augurano i tifosi che hanno confermato l'abbonamento, assicurando per ogni partita il tutto esaurito. We've come a long, long way
together through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. You're so rare, you're so fine. I'm so glad that you're mine. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E dopo aver dedicato una pagina di Panorama Sardo al Cagliari Calcio edizione 2025-2026, alla vigilia degli impegni di campionato, abbiamo raccontato una squadra che sta nascendo con le immagini della festa di presentazione a Tarros, con le immagini del nostro Nicola Firino. Chiudiamo la trasmissione parlando di scienza. La nostra redazione ha ricevuto nei giorni scorsi un comunicato dell'Università di Cagliari dove si annuncia che è stata depositata la domanda di brevetto per una nuova tipologia di contenitori destinati alle colture cellulari, animali e vegetali. Un dispositivo ideato da un gruppo interdisciplinare dell'Ateneo. Siamo col professor Giacomo Cao che guida questa equipe. Devo dire, professore, che ho bisogno di spiegazioni dettagliate. Assolutamente, intanto grazie per la consueta attenzione alle nostre attività. Innanzitutto mi preme evidenziare il fatto che questo tipo di brevetto è stato depositato nell'ambito di un progetto. Il progetto è INS e con particolare riferimento lo SPOC 05 Aerospazio, che ho l'onore e l'onere, si dice in gergo, di coordinare, progetto che ha come capofila l'Università di Sassari, un progetto molto ampio e con risorse veramente molto importanti. Detto questo, non posso non evidenziare invece
il contributo dei miei colleghi che Alessandro Concas, Nicola Lai, Giacomo Fais, Paolo Follesa, Giovanni Perra e Deborah Dessì, con cui abbiamo raggiunto questo importante, io credo, obiettivo per l'Ateneo e mi auguro anche in proiezione futura. In che cosa consiste questo tipo di attività che abbiamo condotto, che ci ha portato a questo brevetto? Nella sostanza, un po' a caso se si vuole, andando a studiare il comportamento di cellule muscolari, in questo caso specifico, in condizioni di assenza di gravità mediante clinostati e utilizzando le fiaschette che tipicamente vengono appunto impiegate per effettuare questo tipo di studi, ci siamo imbattuti in alcuni risultati che come si dice, non ci tornavano, nel senso che abbiamo avuto la consapevolezza attraverso delle misure respirometriche, quindi delle misure fatte con delle apparecchiature che consentivano di determinare quantitativamente il respiro di queste cellule, quanto ossigeno queste cellule consumavano. Abbiamo verificato, dicevo, il fatto che alcune cose non tornassero, cioè che queste cellule in condizioni di assenza di gravità potevano essere in qualche modo sollecitate se coltivate all'interno di queste fiaschette che sono disponibili sul mercato. Vediamo di spiegare un attimino sulla base delle prime cognizioni che ha avuto dal professor Cao. Quindi queste fiaschette in assenza di gravità iniziavano a muoversi in maniera diversa da quanto accade sulla Terra e quindi il prodotto all'interno delle fiaschette veniva shakerato. Nel modo più assoluto, queste fiaschette hanno ovviamente un battente di liquido, quindi una quantità di liquido che lascia uno spazio vuoto e naturalmente i clinostati, per garantire le condizioni di gravità oggetto di studio, gravità quasi prossima allo zero, piuttosto che gravità marziana, piuttosto che gravità lunare, ha necessità di far ruotare queste fiaschette in modo tale che le forze in gioco determinino un'assenza di gravità simulata appunto sulla Terra. E quindi, come molto correttamente, anche se gergalmente si diceva prima, queste fiaschette shakeravano di fatto le cellule. A quel punto abbiamo incominciato a fare una riflessione, cioè abbiamo incominciato a dire: ma allora il comportamento di queste cellule in assenza di gravità è dovuto solo al fatto di essere in assenza di gravità o anche a tutti questi, chiamiamoli, disturbi legati a questo shakeramento? Questo ci ha dato, diciamo, la spinta per fare una riflessione e andare a sviluppare una nuova fiasca per coltivazioni cellulari, non solo in assenza di gravità. Noi l'abbiamo sviluppata per questo caso specifico, ma poi ci siamo ovviamente abbiamo fatto una riflessione su quali potessero essere le altre applicazioni. Nuova fiaschetta, diciamo così, appunto brevettata, che da un lato evitava questo effetto shakeramento perché è totalmente riempita di liquido di coltura di queste cellule, dall'altro andando a disegnare, progettare le modalità con cui scambiare gas, l'atmosfera, diciamo così, tra il liquido e appunto l'atmosfera circostante, ossigenandole nel modo corretto, in modo tale che fossimo capaci di distinguere diciamo, l'effetto dell'assenza di gravità nel comportamento di queste cellule rispetto ad altri fattori. Professor Cao, questo ritorno al mondo dell'università a tempo pieno, ovviamente lasciando spazio alla presidenza del distretto aerospaziale, ma dopo una lunga esperienza con il CRS-4.
Non è stato un ritorno particolarmente complesso, io non ho mai lasciato di fatto l'università nonostante i primi 2 anni al CRS4 avessi un periodo di anno sabbatico sostanzialmente, quindi il contatto è sempre rimasto, del resto questo progetto che come dire, ha consentito questi studi, progetto EINS coordinato e guidato dall'Università di Sassari, è un progetto di fatto universitario e quindi da responsabile scientifico dello SPOC e del gruppo di ricerca ho dovuto mantenere strettamente i contatti, per cui come dire, non c'è stata grande difficoltà a riprendere in mano, forse un po' più da vicino, tutte le attività del mondo universitario che di fatto sono la mia, insomma, vita professionale. Ma lasciando il CRS4 è rimasta una grande delusione, tanto lavoro fatto per portare in Sardegna il primo computer quantistico e invece è andato in un'altra regione. Tanto lavoro, diciamo che noi, come insomma le cronache recitano, eravamo riusciti a convincere il decisore politico di allora ad allocare 30 milioni, se non ricordo male, per l'acquisto di questa macchina quantistica al CRS4. Questi 30 milioni erano destinati proprio al CRS4. Altri decisori politici hanno fatto scelte diverse e quindi non c'è stata l'opportunità di raggiungere questo obiettivo. C'è però da dire che sono stati raggiunti degli obiettivi collaterali, direi estremamente rilevanti, perché il gruppo di ricerca che si occupa di macchine quantistiche, di applicazioni del calcolo quantistico che è stato messo in piedi al CRS4 proprio a dicembre del 2020, poco dopo che sono arrivato, insomma ha raggiunto dei risultati veramente importanti e soprattutto oggi è un riferimento mondiale, almeno per quanto riguarda l'Italia, per quanto concerne la divulgazione delle applicazioni quantistiche. Quindi non si è raggiunto, diciamo così, la possibilità di ottenere, di avere la macchina a disposizione, però finché c'ero io c'erano delle interazioni fortissime con altre realtà anche fuori dalla Sardegna che consentivano di utilizzare delle macchine quantistiche, per cui insomma io auspico che così come è successo, lo si diceva molto bene prima, in altre regioni d'Italia, a un certo momento anche in Sardegna possa esserci a disposizione una macchina quantistica, chiunque riterrà di volerla acquisire naturalmente, perché quello è un settore che per i prossimi 20 anni sarà estremamente trainante. Professor Cao, siamo alle conclusioni e le vogliamo dedicare all'impegno alla guida del distretto aerospaziale della Sardegna. Si va verso i 10 anni di presidenza. Ci sono stati molti incontri nell'ultimo periodo che riguardavano la destinazione Marte. Sì, ce ne sono stati diversi, uno recentissimo, non più di una quindicina di giorni fa, proprio con l'Agenzia Spaziale Italiana, e di oggi la notizia che esiste la possibilità addirittura attraverso un accordo siglato tra l'Agenzia Spaziale Italiana e quella americana, che alcuni carichi utili, payload si dice in gergo tecnico, possano viaggiare in destinazione Marte sul vettore di Elon Musk. Quindi si aprono degli scenari finora non previsti naturalmente. La nostra attività prosegue in questa direzione, il progetto in corso Space Manufacturing in situ va avanti, chiuderà il 31 di quest'anno, 31/12 di quest'anno, e io credo che per la fine dell'anno ci saranno diverse e importanti momenti di rappresentazione delle attività svolte, e questo progetto, come ho detto chiedo scusa in altre circostanze, è un progetto ovviamente che si lega in modo inscindibile con la missione Small Mission to Mars, l'obiettivo che abbiamo ormai da tempo e per cui stiamo cercando la dimensione delle risorse finanziarie giuste per poterlo raggiungere.
Grazie professor Cao, buon Ferragosto dalla redazione di Panorama Sardo e da Telesardegna. Grazie a voi. In collaborazione con Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.